Laurea in fisica, ha guidato il movimento Free Planine contro l'edificabilità dei prati di Tribil. Ha contribuito in maniera determinante alla fondazione della prima associazione fondiaria in Friuli, l'Asfo Erbezzo, e al suo secondo mandato lo abbiamo incontrato a Stregna. L'approccio al piano paesaggistico regionale dell'amministrazione comunale di Stregna è partito nel 2015, quando insieme ai cittadini e ai diversi portatori di interesse abbiamo sviluppato un processo partecipativo. Abbiamo analizzato quelli che sono i punti di forza dove è emerso tantissimo la naturalità del territorio di Stregna e delle varie zone, ma anche quelli di debolezza, l'abbandono dei sentieri e dei terreni incolti. Da lì, dopo un'analisi, abbiamo sviluppato dei progetti o comunque degli scenari rispetto a quelle direzioni che vogliamo intraprendere. Ovviamente la più semplice, o forse anche quella che accontenta di meno, lo scenario completamente di abbandono, dove abbandoniamo il nostro territorio, la naturalità se lo riprende. Dall'altra parte, forse invece l'approccio più interessante è quello di coltivare la biodiversità. Abbiamo dunque approcciato le tre reti del piano paesaggistico, la rete ecologica, della mobilità lenta e dei beni culturali. Ci siamo concentrati su azioni di recupero dei terreni incolti, di valorizzazione della biodiversità attraverso il biotopo dei prati di Tribil, ma anche con il recupero di 30 km di sentieri, con l'associazione di volontariato o la creazione di percorsi tematici sulla Grande Guerra e naturalistici. E in questo momento qua invece abbiamo incominciato a sviluppare tutto un progetto sul paesaggio terrazzato. Il progetto sperimentale Scrigni di biodiversità è un progetto del comune di Stregna, Capofila, Prepotto e Savogna. Questo è il primo di una serie di video di presentazione e di divulgazione dell'iniziativa progettuale.